Sono i Predatori del Golfo Tigullio ad avere la meglio sui lancieri Novara al termine di una partita ad alto livello come intensità di gioco, specialmente in difesa. La seconda di campionato della terza divisione disputata sul campo Laneri di Caperana premia la maggiore esperienza dei padroni di casa di fronte ad un avversario di tutto rispetto. Abbiamo la fine di un ciclo, abbiamo tanti ragazzi nuovi, 8 debuttanti e 5 che arrivano dall'Under 16, per cui è mancata un po' di esperienza. La grinta è necessaria per affrontare una squadra come i Predatori, così compatta, così cattiva sportivamente parlando. Ce l'abbiamo avuta per 37 minuti e siamo fieri di aver giocato alla pari con la finalista dell'anno scorso per 37 minuti. I Predatori al loro esordio casalingo, dopo aver battuto i Frogs Legnano per 52-0, si sono aggiudicati il match con i lancieri per 24-7. L'obiettivo per la squadra diretta da Roberto Larocca è quello di concludere la regular season conquistando una posizione nei playoff. Abbiamo avuto molte difficoltà nel primo tempo, poi ci siamo registrati, i ragazzi hanno tirato fuori quel più che ogni allenatore vorrebbe dai propri ragazzi per portare a casa la partita. Quali sono i vostri obiettivi del futuro? Sul breve termine andare ai playoff e giocarcela lì. Cioè, troppi anni che andiamo vicini alla finale, la manchiamo, però al momento pensiamo solo alla regular season e arrivare ai playoff. È stata una partita dura, fisica. Loro erano molto ben preparati sia atleticamente che tecnicamente. Tanti giochi, quarterback forte, veloce, è stata una bella battaglia, giocata yard per yard sulla linea di scrimmage. Poi è scattato quel qualcosa che comunque ci ha dato la motivazione, la forza, la voglia di squadra di continuare ad andare a fare poi il resto del punteggio e del risultato. E tutti, dal primo all'ultimo che erano in campo e comunque il lavoro che facciamo all'allenamento, quanto hanno portato a questo risultato. Speriamo di continuare questo risultato sia negli allenamenti al campo sia in partita nei prossimi episodi, nelle prossime partite.